A discutere l'apertura di un centro islamico in via Piave a Mestre, il responsabile della struttura incontra i residenti. Saremo un argine alla criminalità, dice. La procura ha deciso di indagare sulla morte di altri 5 anziani nella casa di riposo monumento ai caduti di San Donà di Piave, già finita nella bufera. Sgomberato dalla polizia un altro edificio a Marghera, all'interno trovati anche capi di abbigliamento pronti per essere venduti, espulso un cittadino straniero. Dopo il sindacato giornalisti, anche la CGIL è preoccupata per la fattispecie di reato di stalking a mezzo stampa formulata dalla procura per il caso Bramezza-Talmi, un concetto da paesi come Iran o Russia. Plateatici irregolari, continuano i controlli a Venezia, dove nelle ultime settimane sono state comminate 20 sanzioni. L'assessore al commercio: non vorremmo dare multe, ma le regole vanno rispettate. Il futuro della sanità pubblica al Lido, approda in regione un'interrogazione, chiede garanzie sul mantenimento dei servizi socio-sanitari all'ex ospedale al mare. Sarà Damien Chazelle, il regista di La La Land e di First Man, il presidente della giuria all'80ª mostra del cinema di Venezia. L'annuncio ufficiale oggi. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Fa discutere l'apertura di un centro islamico in via Piave a Mestre. Il responsabile della struttura sta incontrando in questi giorni i residenti. Saremo un argine alla criminalità, dice. A Mestre l'annuncio ha immediatamente acceso il dibattito tra favorevoli e contrari. I responsabili del centro islamico, che sta aprendo i battenti di fronte alla vecchia caserma di via Piave, precisano subito che non si tratterà di una moschea, ma di un luogo per attività sociali e culturali, oltre che religiose. Ma ad animare i dubbi anche e soprattutto la posizione dell'immobile, a pochi passi dalla rotonda con le vie Miranese, Circonvallazione e Carducci. Questa è una struttura che potrebbe potenzialmente attirare qualche centinaio di persone. Bisogna vedere se questa è un'area attrezzata ad un arrivo di così tante persone, a partire anche da questo marciapiede che è piuttosto stretto e sul quale poi potrebbero anche fermarsi i fedeli che non riuscissero a entrare all'interno di quello che una volta era un supermercato. Il responsabile del nuovo centro islamico di Mestre è Samrat Abdullah, 27 anni, impegnato in una serie di incontri, tra cui l'ultimo in ordine di tempo con l'amministratore del condominio che si trova proprio sopra l'ex supermercato. Avevo anche parlato con le persone del vicinato e molti ci hanno detto che non hanno problemi, alcuni hanno detto salvo particolarità che magari non ci siano aperture durante le ore protratte della notte. Noi abbiamo assicurato che giustamente no, perché la nostra principale attività è quella di fare catechismo con i bambini, quindi fare una sorta di doposcuola e che si concentra soprattutto dalle 18 fino alle 20 al massimo. Samrat è consapevole non solo del dibattito, se non delle polemiche che potrebbero accompagnare questa apertura, ma anche del fatto di trovarsi in una delle zone calde della malavita mestrina. Io anche ho detto la stessa cosa anche al commissariato capo che era venuto stamattina, che cercheremo di dare un segnale di positività quando se c'è una possibilità di incontro con anche altre comunità, quindi la gente che viene ovviamente qua a pregare e non come al solito le cose che succedono dall'altra parte oppure anche in questa via qua, quindi c'è lo spaccio, la prostituzione e tutto quanto. Certo. Quindi cercheremo di contrastare questa cosa qua. E l'apertura di un nuovo centro islamico in via Piave sembra non preoccupare né stupire i mestrini. La città, sostengono, è sempre più multietnica. Tutte le religioni hanno qualcosa di buono. Io sono buddista, quindi bisogna aprire la città a questo, ma aprirla in un modo molto serio. Pur non avendo valore statistico, le opinioni raccolte tra i mestrini incontrati casualmente nei pressi del nuovo centro islamico di via Piave sembrano sottolineare la consapevolezza di una città che è già da tempo multietnica. Poco distante dal nuovo centro islamico, ad esempio, l'ex cinema Piave, chiuso da anni, è stato recentemente acquistato dall'Associazione della Chiesa Cristiana Evangelica Cinese. Fa parte dell'evoluzione di una società andare incontro all'integrazione e pensare che questa cosa si possa affermare, a mio avviso, è un'utopia. Sensato sarebbe viceversa esserne consapevoli e trovare la soluzione, il sistema, che non è puntando il dito verso gli altri, ma guardando prima noi stessi. E noi stessi per prima abbiamo una difficoltà nell'essere autodisciplinati. Se c'è il controllo delle regole, il rispetto anche della nostra
delle nostre abitudini, non vedo nessuna difficoltà a ricevere anche questa gente. L'importante, ripeto, è che ci sia il rispetto delle regole. Finché pregano va bene. È un modo di integrare le persone. Rispetto, fa rispetto naturalmente, le leggi ci sono, quindi. Credo che il mondo evolva attraverso l'integrazione. La storia è una successione di migrazioni, no? Quindi anche noi, che tanto ci crediamo puri. Questa giovane che vive in Via Piave non ne fa una questione di razza o di religione, ma semplicemente di civiltà e legalità. Però non penso siano un problema legati a nazionalità o religioni o altre cose così. Da Via Piave lei ci abita ed è spesso al centro della cronaca, è vero o forse una nomea un po' esagerata? No, è vero, è pericoloso. Lei personalmente ha paura? Sì. Torniamo a parlare di orrori in casa di riposo San Donà di Piave. La procura sta indagando su altre 5 morti sospette. Ci sarebbero altri 5 anziani deceduti nella casa di riposo, monumento ai caduti di San Donà di Piave, su cui la procura vuole vedere chiaro. Le segnalazioni sarebbero arrivate dai familiari dopo gli arresti dei 4 operatori sociosanitari per maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti del reparto Viola. Per questo il sostituto procuratore ha deciso di fare degli approfondimenti sulle cartelle cliniche di questi 5 anziani e verificare se ci possano essere dei collegamenti tra i maltrattamenti da parte degli OSS e il loro quadro clinico e soprattutto se ci siano ecchimosi o fratture segnalate in cartella e inspiegabili con la loro normale degenza. Mentre ci sarebbero un'altra decina di famiglie pronte a portare in procura i casi dei loro anziani. Intanto nei giorni scorsi i legali dei 4 OSS arrestati hanno depositato il ricorso in Cassazione contro la decisione del riesame che aveva respinto le richieste di scarcerazione. Per i giudici cautelari di Venezia i 4 non possono tornare in libertà perché una volta avuta l'occasione, si legge, potrebbero ricascarci e maltrattare gli anziani a loro affidati, facendosi assumere anche da privati o in nero. Nell'inchiesta anche Davide Barresi, arrestato a novembre 2022 dopo che le telecamere installate dai carabinieri l'hanno ripreso mentre stuprava 3 anziane. È sgomberato dalla polizia un altro edificio a Marghera, all'interno trovati anche capi d'abbigliamento pronti per essere venduti. Dopo varie segnalazioni e un lungo monitoraggio, gli agenti del commissariato di polizia di Marghera hanno sgomberato un edificio abbandonato, da tempo in disuso, trasformatosi in un rifugio per senza fissa dimora, in via dell'Elettricità. Una volta circondata l'area, i poliziotti hanno fatto irruzione all'interno, individuando 3 extracomunitari. Nel corso della perquisizione sono stati anche trovati circa 200 capi d'abbigliamento da donna, ancora etichettati e in confezioni integre, probabilmente pronti per essere rivenduti, per un valore totale che si aggirava intorno ai 1.600-2.000 euro. Uno dei 3, già noto alle forze dell'ordine e trovato senza documenti, è risultato gravato da numerosi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio, spaccio, reati contro la persona e omicidio. Nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento di espulsione dal territorio ed è stato accompagnato al centro di permanenza temporanea di Gradisca di Sonzo per il rimpatrio. Nello stabile gli abusivi bivaccavano, dormivano e consumavano droga. Sicurezza idraulica, la Regione ha previsto interventi per oltre 9 milioni di euro sugli argini in territorio sandonatese. Piave è un fiume che ci preoccupa molto, l'abbiamo visto con Vaia, l'abbiamo visto l'anno dopo con l'Acqua Granda. Tutti gli studi ci dicono e ci confermano quello che è successo nel 66, e cioè che il Piave può arrivare a una portata fino a quasi 5.000 metri cubi al secondo, e abbiamo visto transitare con Vaia 2.600 metri cubi e il Piave era al limite, quindi bisogna incrementare la capacità di portata del Piave. Per questo la Regione ha previsto per il sandonatese investimenti per 9.800.000 euro. Di questi oltre 4 sono stati stanziati per un intervento finalizzato alla diaframmatura dell'argine in sinistra e destra idraulica del fiume interessato, per un tratto compreso tra il Ponte della Vittoria e il Ponte dei Granatieri di Sardegna. Adesso partiranno vari cantieri sul basso corso del Piave, nella zona, diciamo, da San Donà Musile verso fin Eraclea,
sia in riva destra che in riva sinistra, con consolidamenti arginali, innalzamenti arginali, diaframmature. Adesso sono tutti termini tecnici, ma sono tutti interventi che servono a garantire la sicurezza e aiutare il deflusso delle acque, portando la capacità di deflusso, come dicevo prima, a 3.000 metri cubi al secondo. 3.000 metri cubi al secondo, ma se il Piave riesce potenzialmente può arrivare a 4.800 metri cubi, ce ne sono 2.800 che da qualche parte devono essere trattenuti temporaneamente, e quindi stiamo procedendo con la progettazione del bacino di laminazione sulle Grave di Ciano. So che questo a qualcuno non fa piacere, ma visto anche quello che è successo in Emilia Romagna, io mi auguro che prima o poi qualcuno si renda conto che o si fanno questi interventi oppure bisogna dare delle soluzioni alternative documentate. Sul reato di stalking a mezzo stampa ipotizzato nella vicenda Bramezza interviene anche la CGIL. Nicola Atalmi: è durissimo, cose che possono succedere in Iran o nella Russia di Putin, dice. Il rischio è che, se valesse il tema che un qualsiasi soggetto pubblico o politico potrebbe denunciare un mezzo di informazione perché mi stai criticando troppo, ecco, sono cose che potrebbero succedere in Iran o nella Russia di Putin, non penso che possano accadere nel nostro paese. La libertà di stampa è un bene prezioso, sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Un bene da custodire con cura e attenzione, perché c'è il rischio che venga messo in discussione il diritto di raccontare ai cittadini quello che succede fuori dalla porta di casa. Parole di Nicola Atalmi, segretario regionale della categoria che rappresenta i lavoratori delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo. Parole che riportano l'attenzione sul reato ipotizzato dalla Procura di Vicenza nella vicenda che vede indagato l'ingegner Giovanni Iannakopoulos per i servizi di Rete Veneta e Antena 3 sull'U7 Pedemontana e sul DG Carlo Bramezza. La Procura parla infatti di un reato di stalking a mezzo stampa ed è la prima volta che si parla di questa particolare declinazione. Noi siamo preoccupati quando si inventa un nuovo reato, specie quando un'ipotesi di reato, quando si parla di informazione. Ora, lo stalking attraverso i media, attraverso l'informazione giornalistica, non l'avevamo mai sentita. Noi siamo certi del lavoro che farà la magistratura, ma è un modo, temo, questo di cercare di intimorire in qualche modo i mezzi di informazione, ed è assolutamente inaccettabile. È chiaro che se l'informazione fosse falsa o diffamatoria avrebbero modo ovviamente le persone di difendersi. Sulla correttezza dei servizi di Rete Veneta e Antena 3 che hanno dato voce ai cittadini e fornito ai cittadini informazioni ritenute importanti su quanto sta accadendo nell'U7 Pedemontana, è già intervenuto il Tribunale del Riesame, che ha annullato l'interdizione dall'attività editoriale emessa dalla Procura di Vicenza nei confronti di Giovanni Iannakopoulos. Pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura, confermando il provvedimento del Riesame. La chiusura dell'indagine e la formalizzazione dell'ipotesi di reato di stalking a mezzo stampa sono arrivate a ridosso della manifestazione per la libertà di stampa organizzata dal Sindacato dei giornalisti del Veneto sul Ponte di Rialto. Una voce, quella dell'Informazione Veneta, che vuole ribadire: nessun bavaglio alla stampa. A fare una cosa di tipo preventivo, cioè mi stai stalkerizzando perché critichi ad esempio la mia gestione di un distretto sanitario, è assolutamente inaccettabile, per cui la nostra solidarietà va senz'altro ai mezzi di informazione e crediamo che la giustizia senz'altro chiarirà questo equivoco. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali plateatici irregolari. Continuano i controlli, dove nelle ultime settimane sono state comminate 20 sanzioni. Altri controlli della polizia locale sui plateatici irregolari a Venezia. Nell'ultimo mese le attività si sono svolte tra San Marco ed Orsoduro. La prima uscita ha dato un segnale del 100%, su 7 attività controllate 7 sono state sanzionate, nella seconda uscita su 14 attività solamente 7 erano in regola, e nell'ultima abbiamo invece visto un po' un miglioramento perché la percentuale si è ridotta al 35% dei sanzionati. Tra le attività sanzionate anche quelle nei confronti di chi aveva un plateatico allargato per il Covid, ma che poi sarebbe dovuto tornare alla situazione pre-pandemia.
Non è che siamo felici, anzi dopo aver passato un periodo così difficile del Covid sicuramente non è quello che vogliamo fare, però a un anno di distanza dal rientro degli ampliamenti, di tutto quello che era concesso del Covid, penso che sia corretto e giusto nel rispetto anche dei cittadini che rientrino nelle posizioni regolari. Le multe ammontano in totale a 5.000 euro per violazione del regolamento sul canone di occupazione suolo pubblico, cui però si aggiungono quelle che verranno effettuate dall'ufficio occupazione suolo pubblico e quelle per l'occupazione abusiva, oltre alle accessorie. Molte attività non rispettano le regole. Non rispettando le regole significa andare contro, fare concorrenza sleale verso chi rispetta le regole e sottrarre anche dello spazio ai cittadini e creare problemi anche di viabilità. Quindi questa azione forte che stiamo mettendo in campo serve per riportare le regole in città. Il futuro della sanità pubblica, Lido approda in Regione un'interrogazione, chiede garanzie sul mantenimento dei servizi sociosanitari all'ex ospedale al mare. Vogliamo capire come la Regione intenda garantire i servizi sanitari pubblici al Lido di Venezia. Questo perché è dal 2021 che lo domandiamo e non abbiamo ancora ricevuto risposta. Una risposta che ora la Regione Veneto si chiede di mettere nero su bianco. L'interrogazione a risposta scritta, a prima firma della consigliera di Europa Verde Cristina Guarda, chiede garanzie sul mantenimento della sanità pubblica al Lido. Il timore, infatti, è che i progetti per l'ex ospedale al mare possano comportare il lento e progressivo smantellamento della presenza dell'ULSS nell'isola. Dato che appunto l'ex ospedale del mare verrà utilizzato per uno scopo importante, che è quello della ricerca e dell'innovazione in ambito medico-sanitario, vogliamo comprendere come saranno garantiti gli spazi per tutelare i servizi esistenti e realizzare quelli che erano stati promessi, compresa la Casa della Comunità. A fronte dell'ipotizzato spostamento dei servizi presso l'area ex ginecologia, l'interrogazione alla Regione chiede nello specifico quali saranno le opzioni progettuali che assicureranno al Padiglione Rossi, il cosiddetto monoblocco, il mantenimento e lo sviluppo delle prestazioni sociosanitarie. Abbiamo ripresentato un nuovo atto ispettivo in Regione del Veneto, io e i consiglieri Ostanel, Lorenzoni e Baldin, per avere finalmente chiarezza e aiutare i cittadini locali e i comitati che si sono attivati per la tutela del servizio sanitario pubblico. Il regista americano Damien Chazelle sarà il presidente di giuria dell'80ª Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. Per 2 volte i suoi film hanno già aperto la mostra, nel 2016 La La Land, nel 2018 First Man. Il suo talento era emerso già nel 2014 con Whiplash, che ebbe 5 nomination e 3 statuette. Ora il regista si appresta a tornare a Venezia con rinnovato entusiasmo, accettando il ruolo che gli è stato proposto dalla Biennale e dal direttore artistico Alberto Barbera. Per 10 giorni, ha commentato, questa città dell'arte si trasforma in una città del cinema. Sono lusingato e onorato di essere invitato a guidare la giuria di quest'anno e non vedo l'ora di scoprire la nuova selezione. Queste le sue parole. Ed ora un appuntamento per domenica a Campagna Lupia, è quello con il raduno bandistico, un evento organizzato dal comune che partirà alle 15:30 con la sfilata delle bande lungo le vie del paese. Vedrà il clou alle 16 con il concerto in piazza Matteotti. Ed è tutto da Venezia, grazie per essere stati con noi come sempre. Vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo soleggiato e caldo in intensificazione, insomma un'anticipazione d'estate in questo primo weekend di maggio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di sabato sarà contraddistinta dal bel tempo, tanto sole alternato ad annuvolamenti più consistenti sulle zone montane, dove nel pomeriggio non si escludono anche locali rovesci. Temperature in aumento, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra i 22 e i 25 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sui monti nelle ore pomeridiane saranno probabili delle piogge sparse. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 23, 24, 25 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza di sole e nubi, anche in questo caso poi nel pomeriggio e soprattutto durante la serata saranno probabili dei locali temporali. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.